Questa attività è stata realizzata con s'aggiudu della Regione Sarda, in Prentas 2020-2021, Lei Regionali 22-2018, articolo 22. Questa puntata di oggi, cosas bella, siamo venuti proprio su coro di questa barbagia di Ollollai, siamo in Gavoe, in ante Sagresia di Santa Ingiu, e in noi questa bidda ci vivono più di 2500 persone, e ci funti di aderos cosa bella, domus de verda, balconi vrorius, insomma, esti di aderos una bidda di importo e di conosci bene. E pensate che a noi, sul 2004, sul mese di Triules, si fa un festival letterario di importo umano, ma sa cosa de brusu de spanto, esti sa bessida de stumbarinu su fatto su noi a Gavoi, che tutto su pari bessinti impari a Trussonus, possa vesta de grannovali, dunque sa cosa di arerosu de spanto. E dunque sa Gavoi è una bida connota con me da scosa, sa vostra cosa va pai, tenere cosa da importo come su pane frese, spattata, si trucci bonus, ma sa cosa principale che produinti noi in Gavoi è su casu bonus, su Florisardo, esti in una bella domo antica di Arriccus, antifatto sul museo del su casu gavoesu. E dunque sa con Piergafino Sedda e usa entrare in questo museo del su casu, a mostrai s'anima e tutto dei gavoesus, e dunque andavo a tu conosci impari. Beh, è bello che Gavoi, come mi ha dato il logo della Sardegna, che ha una tradizione manna delle produzioni di casu, ha fatto proprio un museo dedicato a su Florisardo, dunque a suo caso gavoeso. E è una cosa di importo questo. Quando è che è cominciata l'idea di far nascere un museo a pizza su caso? Questo è un museo che è nato da Paolo, l'hanno inaugurato sul mese a Pidanne del 2018. Gallo una cabana di allestire la sala, abbiamo a questa sala di esposizione. E questo museo è nato dall'idea di un architetto, Gianni Filindeo, Nogoreso, e ha disegnato sul museo e tutto, e ha posto in intro fotografie di un fotografo sloveno che poi una decine anni si venne a Gavoi a documentare la produzione del caso di Gavoi, del caso Fiore Sardo dopo. E poi ha visto un triballo e ha fatto un amico, Fabio Olmi, regista, e ha fatto questo video che in Palace. E poi te questo aposento, ita succede, noi Fabio Olmi sta contendi tutte cose isprendas de Gavoi, non scegli sa produzione del suo caso, ma tutto questo che succede in sabida. Sì, io ho raccontato un po' su questa vita di Gavoi, quindi l'economia, partendo dalla produzione del suo caso di Gavoi, in tutte le fasi che sono usate a mano, il latte crudo, fresco, che viene da fumare su villes, un sardiner locale, e ha raccontato questo mondo del suo pastore, e non è solo su caso, è tutto l'ambiente, su uomini, la gente, su i Gavoi. Dunque, fai un museo in noi adesso Florisardo, intanto è una grossidade, quando è che cominciavo a uzzerriare Florisardo e Poitta? Sono in notizia già dal 1927, la diata una pisedda in alluminio che aveva di uniformare la produzione del suo caso, di standardizzare un po' l'armatura del suo caso. E già da tanto esistono di Fiore Sardo, però questa è la denominazione di origine, mi pare del 1957. E poi si sta trasformando questo Fiore Sardo in Fiore Sardo dopo, uno dei 30 asos italiani dopo i tenimmo. Ecco, e quanto funti noi, i pastori che producono su caso, i sbrevesi, come è questa cosa? Pastori, prima venne di tanto si producevano su Fiore Sardo, venne di prudente, intorno a una barantena di pastori, in più queste sono casi di ficci ormano, che producono su Fiore Sardo dopo, queste Rassepi, Giuni Gavoeso, Solmere, Salvatore Sedda e Antonio Sedda. Antonio Maria Sedda, che appunto è presidente venerdì del consorzio del Fiore Sardo dopo. E sul pastorivolo è gallo a mano, solamente una volta, non è una barantena di pastori, straga voi, non l'hai a volta, cosa per non salvare il gallo
ha nato lì questa produzione artigianale. Bene, devo di avere su contento meta di venire noi a Gavoio. In tanti si può dare questa possibilità di salutare a Pier Gavino Sedda, che devo tenere una stima manna. Le costumi, poi testa un operatore culturale, un studioso, un musicista, e porta da innanzi tutte queste tradizioni gavoese, e noi scetti del Gavoi, ma adesso Sardegna in trea. E dunque se mi fai piacere in meta. Ma te le munai, Pier Gavino, questo luogo da fatto su comune a undi si cattao, si domo è questa. L'architetto ha fatto un traballo di adero bello, è tutto iscurio in noi, che ha ben evidenziata sai cosa, ma se usa intro una doma antica. Siamo in intro di una doma, la doma è Sorlais, una famiglia che voi stavano abbastanza bene, hanno lasciato questa doma, poi si sta un po' rada sul comune e si sta a ristrutturare poi sul museo del Fiore Sardo. Prima di cominciare a girare in apposento, a Pubio Gambasciu ci funti uno scanto logo dedicato a sa cucina, poi noi tavadesi, laboratori, preparati, che hanno in funzione questo museo, che succede? L'idea andiamo su... L'idea è finza usare il laboratorio sopra questo prodotto, quindi di utilizzare questo prodotto, questo aso in maniera sperimentale, poi usare nuovo, a provare il prodotto nuovo e utilizzare questo aso in quinto maniera, a partire da lavorare posa pasta, a finire magari a lo ponere in cacchi gelato, mentre hanno fatto qualche cuoco, quindi si tratta di sperimentare, di dare una sorta di laboratorio e può essere utile appunto un po' un'ucrasa, poi via di differenziare l'utilizzo di questo prodotto. Noi sul traballo che hanno fatto questa vaina manna, contai, storia del suo caso, ci fu un apposento, se ogni apposento, se entrai per Gavino sa da accompagnare, è una cosa bella, poi si entra in una cosa già è un misterio, no? È tutto iscurio, esibinti, scetti a fuoco, illuminata, iscosa, che contano, basta da dire una cosa e dunque si porta subito a pensare al suo traballo dei pastori, della produzione del suo caso. E sta lì. Sì, ecco, non sono un esperto del museo, però non sono un po' sul mondo della produzione del suo sardo. E probabilmente l'architetto che ha idea sul museo a irsi ambientare sul museo, tipo, momento io sono una annissa in una fumana su aso nostro, quindi si balla a mano, in una pisedda dell'inna originariamente, poi si sta utilizzando l'alluminio, la lamma, e vado a una produttore di Gavoia, una nostra pisedda sempre uniforme, e vince a utilizzare oggi la plastica. Insomma, adesso una cosa, cominciamo a entrare a intro, in primo apposento, e ci abbiamo i taecchi che si posto in esposizioni, e commente contata questa storia della produzione del suo caso noi in Gavoia. Andiamo un pari. Noi per Gavino abbiamo monitor, fotografie, ma cosa è tutto che ha servito per imparare questo traballo umano di fare questa vaina del suo caso. Deitta potevo cominciare a contare questo apposento. Abbiamo cominciato dalle fotografie, da sul latte viene di Azao in un lappiolo del rammene, una lappia manna. Questo bello cardaggio umano che tenesi noi. Noi il lappiolo, sul pruso, e sulla piolo sul latte viene posto a zao quando è stegato rispo appena morto, e si alza da una temperatura tra 30 batteri e 36 gradi, un caso di anzone, per un tempo già erano pastore e tutto, e si pastore a su alza galumento, possibilmente a utilizzare un alzo di risultato su e tutto. E poi già pisedda, un tempo si utilizzava dell'inna, quindi questa pisedda deve essere l'inna di stanza o di pilastro, di pira. E tieni proprio questa forma di sovrore. All'interno a borda si designavano stuprore, probabilmente di bene augurale, ma a borda si incidivano all'interno all'iniziale del suo produttore del suo aso, mentre si può differenziare, a borda saia in un pinnetto, in un locale a strinto, e va a produrre un pastore, a borda un 7-8 pastore si producono su aso. Poi lo differenziare, quando a bordo scapitava e che ne sappavano, tanto di piano non come si faceva su vanni, no? Poi, si può dire appunto una evoluzione della produzione, sicuramente è una produzione antica, viene in città già dall'epoca romana, ma poi in tutto dal 1100 su queste notizie dei scambi commerciali di questo aso in sul Mediterraneo, a partire da Napoli, Genova, Marsiglia, Baleari,
e lo vendiamo dall'osso, la tradizione usa di lo vendere in Sapuglia, non so se insomma, tenere una cucina piccante, lo utilizzano a me, quindi teniamo la fortuna di tenere questo mercato e apprezzano a me da gallo sulla produzione artigianale. Nada, e noi, se Castiglione, non scanto cose in ottico, e ti srevienta? In ortico, più di un sgabello, si sedia sul pastore, poi quando tirava su aso, da sulla più, lo ponevano una orida in palastua, e saureda ponevano sapissedda dell'inna o dell'amma o di acciaio oppure di plastica, e un summuri usavano alzata una volta che volava 20-30 minuti, usavano alzata, la alzavano a passare e poi tiravano su aso a sapissedda, poi sapissedda veniva triballata e girava più di una volta e si remondava, quindi si aveva incostato su aso appena atto, a endelu, onde una leppa appunto può remondare. Tutto cosa dell'inna, sì, dell'inna. E poi invece sposare alzata utilizzavano questa leppa dell'inna, su Mattesi a borta utilizzavano la scacchi leppa in su lunga e la temperatura, come la temperatura utilizzavano o a mano, che si abitudine oppure un termometro, ma invece su muri andiamo a tirare il può tirare su giuro, può andare a reut. Dunque, da noi ci punti proprio cose che non si ricordano da tutto questo traballo, faina, dei pastori, il pastore che in questo caso. In questo schermo invece ognuno delle fotografie, video e tutto quanto che contano come si poneva, si va a Sarescoto, come si va a suo caso. E in questa fotografia ci funti pure, mi pare che c'è sul deposito cosa tua e tutto, no? Viene a scarchi masino, meglio del pastore, se da pastore, questo è un caseificio di un amico. Insomma, fate ubire pure su caseificio cosa tua, riprendevo su e poi e Massimo Pinna, mo ci fai bere uno scanto cosa su magazzino cosa tua, hai ci proprio su caso, non scetti in fotografia. No, si stagionando. Dubioso di aderoso. E dunque in questo apposento si conta tutte queste cose. Poi teniamo altre cose da contare in noi o potevo andare in un altro luogo? Potremmo andare in un altro luogo. E andare sul pari, io. Beh, e noi in questo apposento, per capire, ci punti uno scanto cosa che mi pare, una vaga antica e uno scanto cosa più moderna, come in testi, questo un po' scheda, se no. L'evoluzione, andiamo della spisedda, magari prima si utilizzava dell'amma, la sai, in Gavoi, poi alluminio, poi acciaio, e noi avevamo il brova antica e l'amma, il brova dell'alluminio, ma l'acciaio si spuro quando non si deposita direttamente sulla più, magari non si spompa direttamente dal locale. Invece perché da posta rescotto? Un pisedda più moderna, di plastica, può tirare il reutto. Però è importante sul fatto che su comune avevo ogni impari di tutte queste cose, da cui l'architetto ha fatto, ha donato queste sensazioni, come si entra in suo magazzino, non si deve affumiare su caso e tutto quanto. Dunque, crea questo ambiente è tutto, e è bello che ci sia una cosa antica smera, moderna, si può vedere come è cambiato sul traballo di tutto dei pastori, sai? Sì, è sempre un'evoluzione, a oggi. Si ha in suo ville, su pastore trasforma delle titolate, però si ha finza in suo caseificio, sono autorizzati, noi si può fiore sardo dopo, chiaramente utilizzano attrezzature più moderne. Su fiore sardo DOP, Duvanti, in Gavoi e in Calia Travide. Sono pastori, sono pure in Serviglio dei Gavoi, Ovodda, Lollai, Orgoso, lo Starvide, si hanno manteso. Non fu in tutto bene. È chiaro, in tutta la Sardegna, i pastori sono spagnoli in tutta la Sardegna, specialmente i pastori dei Gavoi, sempre piazzato, sono andato sempre in Sicilia desiente, sono andato sui Ristani, sui Macumele, Gallo, Tanini. In Ugo Vesterlino, appunto, il territorio Gavoi non era nulla, e quando sono stato costretto che sono stato rateroloso, in cui si sono insediato. Dunque, poi sarei questa visita in noi sul museo, poi ci fu uno scanto a altre cose che potevo dire, ma c'è stato un altro apposento.
ha pubblicato una romana, può pensare su caso e tutto canto, e altra cosa più moderna. A tu non ti piace intimare la cosa moderna, però è bello da fare via e si chiama ad avvenni noi in questo museo a Castiai, commenti via e commentesti, grazie a Dio, oggi è tutto si traballa bene su caso e a dove è andato a cappare su caso? C'è in Sardegna o a dove di esportare questo fiore sardo? Il fiore sardo dopo si vende da un po' in tutta Italia, però il pruso, insomma, un artigianale, fatto da Ros Pastore, in Puglia, in provincia di Lecce, di Bari, Brindisi, specialmente in zona di Salento, insomma, teniamo notizie del fine secolo, primo del secolo, Olau, dove appunto partiva da Steddo, un sarnave, si mette a supporto del Gallipoli, in questo roveliero, e addirittura tre salidade, magari va su un minuto, su un mesulano, su un maduro, hai tre espressioni differenti e io sono usano a me a grattare sul cruso, questa stagione che tiene 8 mesi. Dunque, da noi andiamo su un pane, tra posento che è l'ultimo, ma da inguni andiamo a vedere altre cose del Gavoi. Dunque, andiamo su un pane. Beh, noi pure, Pier Gavino, ci punti questo rimando su tempo, no? Cosa moderna e cosa più antica, se no c'è su colatore e noi in metallico e invece s'altro di plastica e questo serviva per filtrare, no? Può olare sul latte e luchettare sulla più, può alzare in genere o pensare a un contenitore, poteva essere una lama o un bidone, appunto, andò a questo murto. E come questa frussella sono di plastica, ma un tempo si usava una frussella di Sinniga, in Galuosa, in Santero, in San Verumilis, e si usavano a me da posare utto, poi su piccolino, quindi ci sono caseifici su un tempo. Chiaramente la plastica predomina in questi caseifici. Questo ancora oggi usai questa, o sì. Ci ne punti più moderni? Sì, utilizzano la frussella di plastica. E noi c'è una cosa che è una simbologia che conta da commenti poi tutto questo traballo andai a vendiu e dunque a sapesa. Può vendere, utilizzavano la pesa. Mamma mia, la serie romana, sì. La serie mosaici e ci viene il mercato utilizza si stadea pure un peso lungo, arrivava a 80-200 kg, in due scansi uno può pesare, e tenia da due possibilità e poi usa per bilanciare cada casta. Dunque, perché io quando ho visto questa trasmissione, appunto, e noi le cose deve farci in tutti i mezzi, c'è su caso, che è un caso buono, ma c'è su pani buono, ci punti spatatas, i drucci e tutto canto. Ma in noi in Gavoi, posato se può più fai, dopo questo museo che tu hai andato nel 2018? Il museo è il museo comunale, l'amministrazione comunale di Gavoi, nel 2018, l'hanno inaugurato in un mese di Appidanni, quando il sindaco Giovanni Cogusi, pastore, i produci fiore sardo e tutto, l'amministrazione Sandia teniamo a Salvatore là, il sindaco. E comunque questo è sicuramente un museo importante, dove possiamo vedere appunto tutta la fase di lavorazione, di produzione, di stagionatura dei usuari, sul paesaggio, tutto l'ambiente legato a su pastorio. Ecco, però volevamo dire questo lavoro che ha fatto il suo sindaco è una cosa di importo umano, ma in noi c'è proprio un sistema che poteva servire museali, poi già a camminare in suo centro storico, in noi con i domus dei Ingranio, tutto verdas, bello, con balconi florius e tutto canto, ben agguantato, ad ognuna ci tiene in mera in noi in Gavoi ai domus. Ma esi a Regotto in una domo, Casa Porcusatta mi pare. In Casa Porcusatta veste una ristruttura museale, che era un po' prima di questo museo del fiore sardo, dopo in Ube veste una collezione di Onora Fogabueso, Giovanni Rocca, Nanni Rocca e Omestina Ristanis, in Ube veste il amuleto sardo. Rocca è tutta una famiglia di orafos. È un orafos che sono arrivato a Gavoi già dal 1790 e andiamo sosizzo a nepodese e pro nepodese hanno sempre erato os orafos, quindi Omo e Bernanni e Angela Rocca, Galo e Triballa Nasoro. E dunque e produia una vina spottuta la barbaggia, ma non solo, una gioiella sposo Stummenes,
e poi tutto a Barbagia. E poi tutto su gioielli tradizionali, su amuletti, su tutte cose che servivano un po', senti un po' bellezza, ma un po' soppicao e tutto questo gioiello e monili che teniano un valore magico, popolari e tutto. E dunque sa collezione rocca, ma ci punti giochi antichi. Beh, sta in una sezione dove questi giocattoli sono antichi e una sezione dove questi strumenti musicali tradizionali. E poi da strumento musicale, se noi in Gavoi tutti conosciamo questa particolarità del tumbarino di Gavoi, ma che non suona da solo. Poi sono un triangolo, sono un altro strumento, su pippiolo, su triangolo, e poi che andare su organito, su tumborro, sa voce tua. Sa poesia popolare, tradizione orale, è parte di questo gruppo. Poi c'è una tradizione in manna del Gavoi, e su Grannovali, su Carrasecale, come si inserirà da noi, e poi questa festa, bessinti, tutto il Gavoese, su cadenti, su tumbarino, qui canta bessinti, e fa in festa, ballo, su sono, su finza a tutto sa dire, tutto sa notti. E dunque c'è un apposento dedicato proprio agli strumenti musicali, adesso tumbarino, finza sa esatto strumenti. Sono fino a altri strumenti, però andiamo su rappresentativo, sono solo da Gavoi, per rappresentare, e un varie tipologie costruttive del tumbarino. E poi ci sono i costumi, tradizionali. Costume da Gavoi, e Carchievizza sono una mostra di xilografia e di incisione di un pittore gavoese. E dunque da questa cosa che potessi bene a conoscere, biri, si va a piacere, arrivare noi in Gavoi, che va in mera manifestazioni, si festa, a manna, tutto si stare, tutto si era, insomma, ad ogni occasione è buona, va bene noi in Gavoi. Voi conosci questo museo, ma voi conosci poi si storia e tutto di questo luogo. Devo grazie a tu, Pier Gavino, che si accompagnato, che si mostrato tutto questo bello luogo, alle amministrazioni comunali che attenti l'impero che va questo traballo, e le amministrazioni comunali di oggi che stanno mantenendo aperto questo luogo. E come ti sta organizzato? C'è adesso una guida, tu e tutto, come ti funziona? Siamo un museo a periodi di prenotazione, abbiamo gestito un triballo che è stata una gara, poi la gestione museale, però è stata deserta, si spera da a Cottio, appunto, pensato a affidare a Calleone possa gestire questa struttura e il cliente possa aiutare a lo mantenere aperto. Dunque, grazie a Pier Gavino e tutto questo che anche traballava e che traballa noi in questo luogo, e poi vosaltros, amico mio, de cose belle, se si va a piacere, domenico qui venite e usandai in un altro luogo, sempre in Barbagia, in provincia di Nuoro, e usandai a Vizzi, e a un una tradizione in manna di canto a tenore, in cui si è fatto un museo multimediale del suo canto a 4 battisi, a 4 voci, e dunque si usa a conoscere meglio su questa faina, questo impero, questa tradizione manna che teniamo su noi in Sardegna. Dunque questa cosa deve appaia, questa cosa che sreveri vostro animo e tutto, questo pregeri del suo canto, dunque è un'altra tradizione bella, un'altra cosa bella di Sardegna, dunque se usa viri, sa cira chi bene in Vizzi, tutto su Bari. Grazie a Gavino. Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, in Prentas 2020-2021, lei regionali 22-2018, articolo 22.